Ora, noi vediamo certe tradizioni corrotte, tramandate, tralasciate. E questa io non vorrei tralasciarla. Non vorrei che mia moglie perdesse questa tradizione. Io attribuisco, secondo mie intuizioni, a un rito pagano quando Cristo ancora non esisteva. Non so, non ho detto che questo corrisponda a realtà. Non si trova origine. Non c'è. Ho studiato da me, io ho cercato tutte le biblioteche della Sardegna per cercare qualche libro, qualche assunto che riportasse qualche cosa. Non c'è niente. È una cosa tramontata. Ora, a Roma, quando chi ha scoperto noi, a Roma ha declamato che c'era questa tradizione in questo paese, ma a sua volta non credevano. Allora, per credere, il direttore di questa accademia, per far credere, ha portato a noi, io Mamutone, lei Insoccatore. Veramente, professor, Nataletti. maestro Giorgio Nataletti. Era il direttore proprio lui. Con me non siamo andati d'accordo. Sono Mamutones e Insoccatore. Insoccadores. che vuol dire? Beh, Tiratore questo- di laccio. Perché? Perché è così. Insoccadore vuol dire tiratore di laccio. Perché noi al laccio, per usanza sarda, è sasoga. Soga, che sarebbe fatta, quella è fatta di cuoio però. Sasoga è fatta di cuoio. Questa lo usavano i pastori per acchiappare le bestie. Conciato a mano così, alla buona. È Invece, concitto a mano. per eliminare invece la questione di far male ad una persona a cui si lancia il lazzo, allora si usa di questa erba, giuncu, cosiddetto. Questi si fanno soltanto per carnevale, proprio questo tipo di dolci. E facciamo un altro tipo di dolci, ma li facciamo per Sant'Antonio, per la festa di Sant'Antonio. I papassini, i caschettas e i compagnia. Ma questi sono per carnevale. Sono anche buoni, sai, li provi a assaggiare. Allora cominciano a vestire pure voi se io non carico da... ma se non carica, che buttiamo pure? La maschera è fatta sempre nera, perché di colore non va. La maschera di Mamutone, se la mette lì, non è maschera di Mamutone, pitturata di nero. Le pelli nere, le mastrucche nere, i calzoni possibilmente di velluto, capito? La giacca girata sotto le mastrucche, girata alla rovescia, ma sempre di velluto lo stesso, capito? E scarpe fatte di cuoio. Di cuoio, no? Gomma o come, no? Fate insomma, fate una cosa grezza, antica. Capito mio? Vedi che non si portava via, vedi? Il primo giorno li va in morire. Allora vorremmo noi, sì, su. Perché il morto non viene. Quando io mi sento indossare i campanacci, che io assisto prima a qualcheduno, controllo, perché questo è il mio compito. In qualità di decano, intendiamoci, controllo se qualcheduno c'è che ancora si trova astratto, di portarlo al concreto. Ci sono i collaboratori che fanno pure questo. Quando vedo che tutto va bene, che tutto marcia sul liscio, allora pure io, armato di gloria interna, di soddisfazione interna, mi sento entusiasta. Oggi ho quasi 70 anni. Mi pare che ritorni a 25 anni.
mi nasce orgoglio, energia, volontà, anche senza forza. No, non tengo. Basta tanto sembra. Dai. Questa è... Ma questa parola mamutone, secondo ciò che si è tramandato e sentito e viano, sarebbe una parola che c'era un rione qui a Mamoiala, che si chiamava Mammuione. Mammuione e hanno fatto Mamutones. E sarebbe preparata questa festa a chi la pensa a una maniera, a chi dice di un'altra, perché in fondo alla sostanza non è arrivato ancora nessuno di sapere proprio direttamente la provenienza. A chi dice che è stato un medico che avevano mandato da Olollai, paese barbaricino, da un medico di Olollai venuto qui che c'era una peste, così che hanno fatto questa festa pastorale, questo onore che l'hanno fatta per questo medico, non hanno saputo come complimentarsi e gli hanno insomma offerto questa manifestazione. Mangiando di quei dolci e bevendo di questo vino può campare sino a morire. È vero? Sì, sì. Come no? Questo glielo garantisco io. È roba mia. 100 anni non glieli garantisco, sa, ma Quasi. Più poco, sì. E la mia mi vino, non mi neghetta. Con calma. E calmiere. E salute. Noi facciamo la scorta di loro e loro suonano, mentre loro suonano i campanacci, noi con lo stesso limite e con lo stesso passo dobbiamo allacciare delle persone che possono invitarci qualche cosa da bere o qualche bella ragazza, insomma, che si allaccia come una difesa dei mamutones, come che nessuno li possa toccare, che siamo noi il loro difensore, col laccio che portiamo con noi che si tira. Quella è la stessa cosa, sì, ma adesso è tramandata in una sfilata di diversi costumi e di altre maschere tutte insieme. Io sono nato tifoso, sono nato squadrato per fare il mamutone, Marchi per fare lo studioso, in altri campi però, opposti a questo mio. Io ho fatto il pastore e lo faccio ancora. Ma sono nato con un tipo, non so, così incarnato, che Marchi forse non lo ha questo tipo che ho avuto io. Mastrucca, Cicerone, quel famoso, che noi ci ha descritto, sardum mastrucatum, sardus venales, sardi da vendere, sardi con la mastrucca.